Volevo fare ovviamente onore al merito e onore a tutta la squadra di Confindustria e anche all'allora presidente Vincenzo Marinese, perché si è speso con tutte le sue forze e la sua partenza, la sua visione è stata determinante per fare da detonatore, come è stato detto nell'incontro di ieri che ho letto, per partire, perché questo progetto avesse le gambe, e quindi lo salutiamo, ma noi siamo sempre in contatto e quindi lo salutiamo con un saluto speciale. So che ci sono dei consiglieri che hanno piacere di fare delle domande ai nostri ospiti. Si era prenotato il consigliere Martini, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie agli ospiti. Allora, io spero oggi di trovare una risposta che cerco da qualche anno, Ehm, ed è una risposta relativa a una richiesta specifica in seguito a una prenotazione e a un acquisto di 94 autobus a idrogeno da parte del Comune di Venezia grazie ai fondi PNRR. Il tema è evidentemente collegato alla produzione di idrogeno verde di cui questi autobus dovrebbero rifornirsi. Questa scelta è stata fatta ancora nel 22, addirittura nel 21 con una delibera di giunta, pensando probabilmente, anzi sicuramente, che l'idrogeno verde sia forse il domani. Certo è che è stata un po' una sfida e un po' una scelta, insomma, diciamo, vedremo come andrà. Certo è che questi autobus, se non hanno appunto carburante, difficilmente riescono a circolare. LS, Porto Marghera, Eni con Confindustria dovrebbero essere quindi oggi a darci questa risposta, nel senso Eni è pronta, cioè siamo nel momento in cui finalmente avremo la risposta alla domanda, perché il problema come ben sapete, insomma, che l'idrogeno è molto discusso, insomma non sembra così spianata la strada per questa soluzione per quel che riguarda il trasporto pubblico urbano. Sappiamo di città, per esempio Montpellier, che ha rifiutato, cioè ha modificato una richiesta di 50 autobus a idrogeno e hanno scelto i 50 autobus elettrici. Sappiamo di altre città italiane in grosse difficoltà con gli autobus a idrogeno, quindi diciamo possiamo oggi avere la risposta che comunque ci sarà una realtà che rifornirà i nostri autobus che ormai abbiamo acquistato e che se non c'è questa risposta sarà un problema che un'unica pompa oggi chiusa, tra l'altro, possa rifornire i nostri autobus. Grazie. Sì, prendo la parola io, però consigliere, questa commissione ha come oggetto un altro tipo di argomento, quindi magari raccogliamo gli interventi e andiamo avanti nella discussione.